E c'è un'altra donna che oggi Time Magazine incorona come persona dell'anno per il 1219, è Greta Thunberg. Con la stessa forza ed efficacia di sempre, bacchetta i leader del mondo, li accusa di non fare abbastanza e di restare inerti di fronte all'emergenza climatica. Occorre evitare che l'aumento della temperatura globale superi il grado e mezzo entro la fine del secolo, ha ripetuto Greta. Nel pomeriggio una piccola manifestazione improvvisata di attivisti riscalda l'ambiente. Per questo è urgente dare ascolto alla scienza e agire di conseguenza. In collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, Parmitano spiega che il cambiamento climatico va combattuto tutti insieme, un po' come avviene per le missioni spaziali. Non possiamo preoccuparci solo dell'oggi o del domani, aggiunge, ma dobbiamo guardare ai prossimi 10-20 anni, pensando al mondo che intendiamo lasciare ai nostri figli.